Addio ULSS 7, 8 e 9. Dal 2016 esisterà l'unità sanitaria trevigiana. Il centro sarà il Cafoncello, mentre Conegliano e Montebelluna diventeranno distretti. Questo è il progetto regionale ribadito nell'incontro organizzato dalla CGIL provinciale. Definiti quindi gli ambiti, con buona pace di chi, come ad esempio i comuni della Pedemontana, guardavano più ad una ULSS con Feltre che accorpati a Treviso. Non è questione di mettersela via, è un progetto globale che coinvolge tutta la regione del Veneto. Il nostro obiettivo è razionalizzare per non tagliare fondi al territorio, per non tagliare quelle che sono le prestazioni. Perché il vero problema è il taglio dei fondi da parte dello Stato, che impone razionalizzazioni anche a chi comunque ha sempre tenuto i conti a posto. Con la pianificazione che è stata approvata nel 2012, con le schede del 2013, i risultati si vedono e sono apprezzabili. Perché? Perché non abbiamo mai attivato l'addizionale IRPEF che tutta Italia ha, ma il Veneto non ha. Ed ora, visti i nuovi tagli romani, la Regione spinge su ulteriori risparmi, come l'azienda unica acquisti e affari legali. Il risparmio viene quantificato in circa 50 milioni. Certo è che questo risparmio ce l'avremo effettivamente nel giro di 2 o 3 anni. Un progetto che però secondo il sindacato manca ancora di tanti tasselli, come ad esempio gli ospedali di zona. Io penso a tutte le strutture intermedie e quella rete territoriale di salute che dovrebbe garantire un migliore accesso poi anche ai presidi ospedalieri. Tutto questo non è ancora in campo. Critiche anche dai sindaci per un piano che sa molto di accentramento regionale con relativi errori di valutazione. Un accentramento che già lo Stato ha imposto con relative conseguenze. Noi siamo costretti a comprare attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, questo è il MEPA o attraverso il Consip, costa molto di più e qualche volta anche nei termini di consegna non è poi così efficiente. Per i sindaci, al di là della razionalizzazione, le ULSS non dovrebbero superare i 300.000 abitanti.